Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale, diamo la partenza che vede all'esterno Vassallo assumere l'iniziativa. Molto veloce Vassallo, si porta in breve a condurre su Vamos OP, non trova posizione invece Certezza Grim che deve ripiegare quarta. Capuzzi, la squalifica per Capuzzi, intanto sulla piegata intanto squalificato anche Big Lan, sposta presto Vamos OP che in 300 metri passa a condurre in seconda posizione, ora è quindi Vassallo che precede il resto dei concorrenti, capeggiato da Tommy, poi Certezza Grim, ancora Amore Stecca. Cardine Luis squalificato. Cavalli che completano i primi 400 in 36 e i 600 in 46,8 con il leader in vantaggio, seguito da Vassallo e da Tommy, quarta posizione per Certezza Grim, e poi Amore Stecca che accenna per un attimo a spostare quando i cavalli del secondo nastro cercano di riportarsi sotto. Vediamo la mossa di Amore Stecca che dalla quinta posizione in corda sposta all'esterno. Numero 15 Vortice Leo squalificato. Intanto la squalifica, se non andiamo errati, anche per Vortice Leo. Intanto c'è il tentativo di appunto Amore Stecca che va in seconda corsia e manda in terza Bumpit of West che sta avanzando a grandi falcate. Bumpit of West arriva a ridosso di Vassallo, si trascina ora Amore Stecca, via via tutti gli altri, ma è sempre Vamos OP a fare l'andatura quando mancano 700 metri alla conclusione. Vamos OP accelera ora, in seconda posizione c'è sempre Vassallo davanti a Tommy. Certezza Grim, all'esterno insiste Bumpit of West che sta superando ora Vassallo e si porta in seconda posizione all'inseguimento del battistrada Vamos OP, gli altri decisamente più indietro, cavalli sull'ultima curva con Vamos OP isolato in avanti, inseguito da Bumpit of West. Vamos OP entra solitario in retta d'arrivo e nel finale si limita a controllare, se non addirittura ad incrementare il proprio vantaggio. La vittoria netta per il favoritissimo Vamos OP, il secondo posto per il numero 13 di Bumpit of West, al terzo finisce Amore Stecca, al quarto è Certezza Grim. Vediamo per il quinto posto, intanto c'è un 1:16,4 sul doppio chilometro con partenza con i nastri. Tutto in famiglia Vitaliano. Intanto suona la sirena, aspettiamo per l'ordine d'arrivo, non dovrebbero esserci problemi per il vincitore Andrea Vitaliano in sediolo a Vamos OP per conto di Vincenzo Vitaliano, ma c'è l'intervento della giuria, quindi aspettiamo per l'ordine d'arrivo ufficiale.